PFAS nel sangue non si prescrivono. Cori e striscioni contro i PFAS stamattina davanti al Tribunale di Vicenza. CGIL e associazioni ambientaliste in presidio davanti al Palazzo di Giustizia, in cui si svolge l'udienza preliminare sull'opposizione alla richiesta di archiviazione delle indagini sui possibili danni alla salute legati ai PFAS degli ex dipendenti dell'azienda chimica Miteni di Trissino. Ci aspettiamo che oggi il GIP accolga le nostre obiezioni e quindi riapra le indagini per accertare la verità, quindi capire cosa è accaduto all'interno dello stabilimento. Si tratta di un filone parallelo rispetto al processo in corso in Corte d'Assise. Siamo qui perché questi dipendenti potrebbero essere i nostri mariti, potrebbero essere i nostri figli. I PFAS nel sangue rimangono per tantissimi anni, per cui il processo deve andare nella direzione giusta anche per loro. A luglio 2022 la PM aveva richiesto l'archiviazione delle indagini motivando con la mancanza di una correlazione tra l'esposizione a queste sostanze e le malattie sviluppate dai dipendenti. Pertanto la CGIL e l'avvocato di alcuni ex dipendenti si sono opposti alla richiesta di archiviazione. Ci siamo opposti alla richiesta di archiviazione perché riteniamo che non siano stati approfonditi tutti gli aspetti e che non siano stati considerati gli ultimi studi circa le correlazioni tra la presenza di PFAS nel sangue e le patologie. Ricordiamo inoltre che lo stesso INAIL ha riconosciuto per ben 19 lavoratori la malattia professionale per bioaccumulo di PFAS nel sangue.